Siamo in via 10 giornate oggi per la puntata di Brescia in tavola con il signor Enrico e la signora Manuela. A spasso o impegni, commissioni? Prendere i biglietti al teatro. Ecco, benissimo, quindi giustamente si investe anche sulla cultura. Allora, voi siete in età lavorativa, in pensione? Pensionati. Pensionati. Bene. E avete hobby, interessi particolari? Quanti tempo abbiamo per tutti gli hobby? Bello. Teatro, recitazione, sport, Libri. viaggi. L'ultimo viaggio che avete fatto? Siamo tornati domenica dalla Basilicata. Bene, bello. Molto. Prossimo viaggio in programma? Chi lo sa? Si sta pensando però lei. Sudafrica O Namibia. o Namibia, però non abbiamo ancora deciso. Cose grosse, che Dio vi benedica. Allora, invece con la cucina bresciana in generale, come ve la cavate? A lei che è sto sorrisetto? Che vuol dire? Che mangia ma non cucina? No, al contrario, cucino e mangio poco. Davvero, lei cucina e mangia poco, lei invece? Io non ho mai cucinato in vita mia. Ma è incredibile sta cosa. Oh. Insomma, lo stereotipo, per carità, insomma, ribaltato così. Quindi lei apprezza la cucina del marito? Nel senso che ho cucinato una minestra tornati dal viaggio di nozze e qualcuno ha deciso che forse era meglio lasciare perdere. Sì, vabbè, quali sono i piatti che lei escono meglio? Soprattutto il pesce, Cose impegnative. abbastanza. Lei apprezza tutto comunque. Sì, decisamente. Ma di che? Pesavo 48, adesso... 47. Sì. Tanto che parla. Allora, nella puntata di oggi racconteremo la tentazione della sposa, è un dolce, ok? Tentazione della sposa. È la nostra cucina. Tra poco appunto spiegheremo questa ricetta. Ora vi dico gli ingredienti, mi dite così insieme se secondo voi gli ingredienti che vado ad elencare sono presenti o meno in questa ricetta. Allora, la farina bianca c'è? Sì, Sì, giusto. Burro? Sì. Sì, giusto. Succo di limone? no, No. Oh, esperto Enrico. Acqua? sì, Giusto. Noci? sì, Ma la conosci sta ricetta? no, Rosso d'uovo? sì, No, non c'è. Pinoli? sì, Uva passa? sì, Peperoncino? No. Miele? sì, Anice? sì. No. Poi vedremo. Sale? Poco, sì, un pizzico ci va. Strutto barra olio? Strutto barolio, sì. Pochetto, zucchero a velo? Sì, Sì. Bene, bravi, congratulazioni, mi piacete. Fa tutto lui alla fine. Lei però ha consentito. Sì. Io mangio. Iniziamo allora, grazie. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesano. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Eccoci qui allora, bentrovati anche qui nella nostra cucina dopo la grande performance di Enrico e Manuela che casualmente abbiamo trovato in centro perché questi stanno sempre a spasso, hai sentito? Sudafrica, Namibia, Beati cosa, loro! Ma sì, bravi, ve la godete. Sì. E devo dire la verità che si sono prestati anche simpaticamente al nostro gioco con gli ingredienti del dolce, perché oggi vi raccontiamo un dolce, le tentazioni della sposa. È cucina comune bresciana, perché Sì. pare che questo, pensate, questo dolce sia stato servito per la prima volta in occasione di nozze non bresciane, però non troppo distanti, erano sul Mantovano, Esatto. no? Tra Isabella d'Este e Francesco II Gonzaga, celebrate nel 1490 per rappresentare ricchezza e dolcezza. Tu lo conosci questa ricetta, questi dolcetti? Tentazioni Ne ho della sentito sposa? parlare dei tentazioni della sposa, non l'ho mai fatto. Tu sei sposo? Io sono sposo. Con o senza tentazione? Senza tentazioni. come sta le Mai. tentazioni? Le tentazioni ci sono sempre, Ci sono dipende se sempre. uno le coglie o meno. Sì, ti potresti ispirare tu se le cogli. Ok. Bassi, cespugli. Vabbè, comunque in alcune zone della nostra provincia si prepara questo dolce tradizionale di matrimonio. Ecco, non è una torta classica, Nuziale, quella certo. pan di Spagna, Sono dei la crema. dolcetti. Sono dei dolcetti, un dolcetto tipico di certe zone, fatto di piccoli pezzi fritti, decorato e servito come simbolo nuziale. Stiamo a vedere, raccontiamo gli ingredienti e il Raccontiamo. procedimento, che comunque è estremamente facile. Sì. Insomma, dai, non è... Anche gli ingredienti vedete a vostra disposizione non sono particolarmente Gli ingredienti ricercati. esatto, Base. semplicissimi. Abbiamo della farina bianca, del burro, dell'acqua, delle noci, dei pinoli, dell'uva passa,
un pochino di miele, un pizzico di sale, dello strutto, dell'olio, dipende da dove vogliamo friggere, E zucchero. e dello zucchero a velo. Tra l'altro i pinoli, ragazzi miei, si sa che sono abbastanza. Sono costosi, Sono costosi al supermercato, costa più valgono sui dell'oro. 90-100 euro al chilo i pinoli, Costa più dell'oro. Insomma, pinoli. Tipo. Vabbè. Assaggio sempre, posso? Sì, assaggi. Posso? Prova? Sì. Com'è? Morbido, no. Perfetto, un pinolo uno doc. solo, perché costa i soldi. Bravo, uno. Si tiene a mano per la nostra tentazione della spusa. Esatto. Quindi con la farina ed il burro, l'acqua ed il sale prepareremo una sfoglia che stenderemo circa allo spessore di 2 mm, da cui ricaveremo delle striscioline larghe circa 1,5 cm e le arrotoleremo a forma di spirale. Mi sei incastrato il pinolo nella capsula del dente. Non lo mangiavi. Cioè, goloso, la gola Che è più lunga della fame, si dice. Vabbè. Poi in qualche modo risolveremo. Quindi aspirare. Continuiamo. Le friggeremo nello strutto o nell'olio, come preferiamo. E Olio come magari più leggero, no? Insomma. Insomma, dipende da come uno Esatto, preferisce, in casa, esatto. poi sull'olio. Come al solito, dopo averle estratte dall'olio, le faremo scolare su una carta assorbente da cucina. Le disporremo su un piatto e le irroreremo con del miele. Che Irrorare. non sapeva la conoscenza del significato del verbo irrorare, Non ma è giusto verbugiardo. cospargere, disporre, irrorare. Vabbè, Il professore, fai vedere che ascoltiamo. sta- Con del miele sciolto a fuoco molto dolce in un padellino, con in aggiunta l'uvetta e i pinoli e le noci tritate. Quindi i nostri dolcetti con miele, pinoli e uvetta scaldati in un padellino a fuoco molto lento. Cospargeremo al di sopra i nostri dolcetti che poi verranno serviti così. E questi sono i dolcetti tentatori per la spusa, la tentazione Sì. della spusa. Semplici, buoni, genuini, dolci, sicuramente di effetto e di gradimento. A proposito di Esatto. spusa, ma tu sei suocera? Sposa, sì, ce l'hai già detto. Sposa, si suocera quasi. Suocera nel vero senso della parola, intendo dire, non No, suocera no, per no. essere una suocera, quello. No, quasi. Diciamo che siamo a metà strada. Che è un invito, è un. No. Poi per. No, perché. Quanti figlioli hai tu, Federica? Io ho un figlio. Un bambino. Ci Ci siamo? Dici che è ora che. Oddio, se sta ancora un po' a casa con la sua mamma. La nuora, che dice? La nuora? Sì. Sì, è bravissima, bellissima, Sì. tutto. Che dice la suocera, la nuora? Che è bravissima. La bellissima. la inviteremo in trasmissione e sentiremo il suo punto di vista. Anche no. Ma guarda qua il nostro regista cosa manda, cosa ha trovato negli archivi della questura. Sanci, numi. Nel casellario giudiziario di Federica. Che è sta foto? Ma cos'è? Sono ancora uguale. Sei ancora Hai cambiato uguale. niente. Sì, con la tinta, i trucchi, le cose. 10 Esatto. anni fa, cos'è? Un 10, matrimonio solo tuo? 10, sì. Chi è quell'altro lì? Ancora quello di. È sempre lui, quello. sempre Se lo lui. vediamo uguale in foto o è cambiato? Tipo. Vabbè, chiudiamo C'è allora qualche con- foglio d'argento. con questa sorpresina. Ti è scesa la lacrimuccia. Da quanto tempo non vedevi questa foto, Federica? Da parecchio, a dire la verità. Lo lasciamo lavando sta. Sì. Va bene, alla prossima qui su Teletutto con Brescia in tavola. Ciao! Ciao. Ma che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos de via, tutto a posto.